portarla a te, anche la Cinzia, se tu vuoi girare non è un problema. No, se dobbiamo non vuole parlare, essere se dobbiamo strumentalizzata la partecipare- cosa, no, cioè, il non è problema è, questo. se dobbiamo parlare strettamente di adotto un terrazzamento, è giusto No, farlo. io farei una con chiacchierata Cinzia. Se con dobbiamo l'uomo- chiacchierare su una serie di cose, No, io dove- farei una chiacchierata con l'uomo Marco Piacentini, che farò anche con altre persone, del perché, di che cosa l'ha portato a occuparsi del proprio territorio, di quali sono le risposte che ha ricevuto dal territorio stesso, sia in ambito naturalistico paesaggistico, sia in ambito umano. E da quali sono anche i meccanismi appunto che stanno dietro alla possibilità di coinvolgere più persone possibili in quella che sono la cosa pubblica, perché poi alla fine questa è la cosa pubblica, cioè l'atto politico, è quello che state facendo voi, cioè noi non stiamo qua, noi siamo dei pagliacci in confronto, voglio dire, se non ci facciamo portavoce di questa roba qui, ragazzi, dicendo guardate qualcuno l'ha già fatto, è possibile. No? Perché sì, ma c'è un paradosso che è legato alla cosa pubblica, che è il fatto che il gruppo che ha lavorato parecchio sul territorio qualche anno fa, che era il gruppo Salvaguardia Valbretta, che ha fatto parte della realtà politica del posto, aveva interlocutori gli amministratori del tempo, aveva approfondito diversi temi, trovando muri di gomma molte volte, ma tante volte provocando il dibattito, creando un dialogo, riuscendo un po' ad entrare anche nella cosa. Non a caso è nato il convegno sul comune unico, ma che aveva poi lo scopo del fatto di dire tutelare il territorio sino a farlo insieme. L'idea finale era questa, cioè di dire c'è una realtà che ha decine di chilometri di fiume, di valle e centinaia di ettari di terreno montano, di patrimonio montano, arrivare al fatto di poter avere un programma comune su quello che è la tutela, la gestione e magari anche la possibilità di creare un'economia sostenibile del territorio, per cui la gente non deve andarsene da questo posto, ma deve rimanere avendo dei valori, credendo nelle cose e facendo scaturire qualcosa da questa terra, che è terra dura, però è terra che può dare dei risultati. Il rapporto con le amministrazioni è stato chiaramente critico, il problema è stato che il gruppo Salvaguardia Valbretta è sparito perché le persone che facevano parte di questo sono state assorbite dalle amministrazioni politiche di diversi comuni. Per regolamento noi non volevamo avere persone che erano consiglieri comunali, persone che facessero parte delle istituzioni all'interno dell'associazione, l'associazione morta, perché le persone paradossalmente che c'erano sono state elette nelle diverse amministrazioni. E sono state assorbite, è sparito il dialogo e sono sparite anche le tematiche. Di questo in particolare si parlava della tutela del fiume, si era parlato di contratto di fiume anche con enti più grandi, più importanti e in territorio in maniera più espansa, facevamo parte di questa cosa. Si è parlato di cave, di coltivazione di cava, di quelli che erano le difficoltà che c'erano, i sotterfugi, le possibilità che gli accordi siano stati presi in maniera non troppo trasparente e soprattutto la mancanza di controlli. Man mano che si va avanti, i piccoli comuni non hanno più nessun peso nel controllo del proprio territorio e anche se dovessero averne un po' non hanno le risorse per poterlo controllare. Che poi anche sulla questione delle risorse sarebbe... Voi siete dei maestri per quanto riguarda le risorse, perché vi siete dati a fare da soli senza chiedere risorse a nessuno, quindi sì. la questione delle risorse sì. forse è un po' più una chimera che non... Forse sì, c'è da dire una cosa, se all'interno di un'amministrazione pubblica che vive di turismo e di ambiente, perché alla fine è l'economia portante che ha consentito
in particolar modo in comuni come Vastagna, ma in tante altre realtà economiche che sono dislocate in altri comuni, di sopravvivere e di dare lavoro, è dovuto proprio al fatto che si sono occupate di questa cosa e l'hanno cercata di valorizzare. Le attività sportive, le attività di carattere ambientalista, il trekking, le cose così, sono cose che sono nate e cresciute purtroppo solo dalla spontaneità di imprese e di associazioni. Le amministrazioni, quando dovevano affrontare questo, in qualche modo chiudevano la porta. I piani di intervento, i piani regolatori in 10 anni, 20 anni e così sono sempre stati legati al capannone, al non capannone, al parcheggio, all'urbanizzazione e al recupero di edifici abbandonati, ma in realtà senza un progetto effettivo. Posti come Valstagna, ma anche altri comuni che hanno il 70% di case sfitte. Ma cosa manca secondo te? La progettazione a lungo termine, medio-lungo termine, cosa manca? Per conto mio manca una progettazione di insieme. Non è assolutamente utile pensare di recuperare un'abitazione, di recuperare un capannone senza avere un insieme di cose da fare in quel posto. Allora quell'abitazione è utile in funzione di quello che vuoi farci intorno. È un po' come dire che apri un piccolo bellissimo albergo che è vuoto perché per quale motivo una persona da un posto deve venire nel tuo albergo se intorno non c'è niente da fare. Quindi nel momento in cui tu crei e credi nel programma di sviluppo di un paese, creando delle attività, e quindi chiaramente io sto parlando del fatto che c'è la possibilità di avere uno sviluppo turistico, c'è la possibilità di avere questo sviluppo se è legato allo sviluppo paesaggistico, alla tutela, al recupero dei versanti, visto che siamo in una zona montana, e metterli in sicurezza dal rischio idrogeologico. Tutte queste cose insieme andrebbero costruite e messe insieme in un unico pensiero che raccoglie Massiccio del Grappa e Altopiano di Asiago, o perlomeno i versanti che si affacciano sulla Val Brenta. Da qui nasce normale il discorso di pensare a un'unità di intenti nel territorio, solo che finché resta fatto dal volontariato e da persone che comunque credono in questa cosa e con i loro mezzi si usano quei 10 metri quadri, è un po' difficile vedere lontano. Quindi la programmazione deve essere a lungo termine, credendo però in quello che si ha. Se si può dire qualcosa. Secondo te snobbiamo molto quello che abbiamo, le risorse che abbiamo qui, anche il senso del paesaggio, la bellezza, il concetto di bellezza, cioè che deve essere rivisto, rivisitato. Secondo me non lo snobbiamo, ma la gente è abituata ad apprezzare una fotografia o una scena che vede passeggiando, ma non l'inserisce nel contesto per poter preservare questa cosa. Probabilmente la distanza è troppo... La distanza di informazione e di comunicazione è troppo grande. Un'amministrazione che crede nel posto in cui vive, vedendolo sotto l'aspetto della tutela del posto, noi siamo uno dei pochi fiumi che ha acqua tutto l'anno. Viviamo in un posto dove c'è un fiume che ha acqua tutto l'anno, finché dura. L'acqua è un bene che è causa delle maggiori guerre che ci sono nel mondo. Noi viviamo in un'isola felice, abbiamo una quantità d'acqua spropositata, siamo nel secondo bacino idrogeologico d'Europa, abbiamo delle riserve d'acqua dentro le montagne e qualcuno domani verrà a chiedere di spaccare le montagne per tirare fuori l'acqua, perché ne ha bisogno. L'hanno già fatto. In qualche caso l'hanno già fatto. Il vedere un'unità di intenti su questi temi e non necessariamente sull'aspetto amministrativo, sull'aspetto del
un sindaco, più sindaci, meno amministratori, così, è quello che darebbe forza e motiverebbe le persone. Le persone non ricevono questo tipo di informazioni e quindi restano un po' lontani da questa cosa, vivono perché sono abituati ad averlo sotto casa, i bimbi vengono su, imparano a nuotare in brenta, la canoa è uno degli sport più praticati, ci sono tantissime persone che sono appassionate di montagna, le persone vengono su conoscendo tutti i sentieri della zona, poi c'è da sistemarli, da tutelarli, qualcuno si dà da fare, ne fa 500 metri, ma ci sono decine e decine di chilometri in questo circuito che potrebbero essere valorizzate, potrebbero essere conosciute e supportate da servizi. Capisco che possono esserci dei problemi di forza da parte dei piccoli comuni, ma secondo me la volontà può portare nel tempo a qualcosa, insomma. Sarebbe già tanto. Sarebbe già tanto. Sarebbe già tanto, cioè il volere affrontare questa cosa. Ci parli, tu sei all'interno del consiglio di amministrazione di Raccontazione. Sì. Ci parli di questa avventura? Questa è una storia che è nata grazie a degli amici un po' di anni fa, è una convenzione iniziale con il comune di Vastagna, un'idea nata per riportare alla luce dei terreni che erano abbandonati, è una sorta di patto fra il proprietario di un terreno abbandonato e una persona che vorrebbe occuparsi di un terreno, che vuole avere un piccolo orto, ma anche semplicemente che abbia voglia di impegnarsi per far riaffiorare una piccola parte di paesaggio. L'avventura va avanti da diversi anni, per la prima volta quest'anno non è più un comitato ma diventa un'associazione. Il fatto di diventare una figura giuridica era necessario per poter far crescere l'assicurazione, l'associazione, scusate, in mente anche le altre cose. È necessario dare un supporto anche burocratico a questa cosa, facendolo da comitato. Le figure erano così legate assieme da convenzioni labili, da cose che non erano ben definite e abbiamo la necessità di crescere e il fatto di adottare un terrazzamento è stato seguito poi dal fatto di affinare e imparare a ricostruire un muro a secco, a cercare le tecniche della cosa, a superare scalini anche di carattere burocratico. Non si può costruire un muro a secco con un progetto, perché non c'è nessuno che farà un progetto se non ci sono delle tecniche che siano approvate da un ufficio tecnico. Nonostante costruire muri a secco è una pratica antichissima, però non c'è questa cosa. Quindi è un lavoro che si sta facendo per vedere di riportare alla luce vecchie tecniche molto valide, che hanno la valenza sia dal lato del recupero e della salvaguardia da rischio idrogeologico, perché la caduta dell'acqua con il cambiamento climatico è spesso irruenta, veloce, molto forte, quindi la caduta di acqua per pareti scoscese come la valle è pericolosa per i centri abitati sotto, perché si provocano frane, perché nell'insieme lo stato di abbandono della montagna non aiuta a veicolare l'acqua, mentre il terrazzamento, che una volta arrivava fino a oltre metà montagna e che era sempre pulito, aiutava il drenaggio dell'acqua e quindi la rallentava e la faceva arrivare a valle dolcemente. C'è un aspetto di ricerca di un ritorno all'agricoltura, dalla monocultura del tabacco, per cui i terrazzamenti erano famosi in questa zona, al fatto di fare delle ricerche per vedere quali sono i prodotti che più possono dare delle soddisfazioni a chi li coltiva su questa terra. Quindi a partire dalla semente si va A partire dalla semente si va a testare. si va a vedere e questo
ha portato a delle collaborazioni molto utili, è entrata la scuola, l'Istituto Agrario Parolini di Bassano è uno dei nostri grandi collaboratori su queste cose, si fa della ricerca e programma a tempi un po' lunghi, però ci proviamo a creare una filiera di coltivazione, raccolta e vendita dei prodotti per dare alle persone che si occupano di questo una soddisfazione personale, ma anche per creare un modello di per creare un modello, sostenibile. sì, esattamente, per creare Ciclo chiuso. un modello di ciclo, di circolarità a tutto quanto il sistema. Parte da Vastagna e San Nazario per il momento, ma dovrebbe essere aperto agli altri comuni. Il discorso poi è sempre lo stesso, siccome il meccanismo è intermediazione del comune che tramite adotto interessamento va dai proprietari che cedono i loro terreni in maniera che siano ripuliti e sistemati, il proprietario magari da solo non ce la fa o non ha tempo, quell'altra persona lo sistema, lo ripulisce. Se c'è la collaborazione di tutti i comuni, questo si fa anche altrove. Per il momento dove troviamo spazi noi andiamo. Infatti è adotto interessamento in Canale di Greta, tutta quest'area. Voi collaborate comunque con progetti anche molto più ampi a livello internazionale, giusto? Con associazioni molto più... Sì, diciamo che seguiamo e siamo affiliati a una serie di cose come l'Alleanza Internazionale dei Paesaggi Terrazzati, è stato ospitato l'anno scorso il congresso mondiale in Italia, naturalmente sopra c'erano le università di Padova e di Venezia, ma le commissioni che hanno seguito i lavori erano nei vari posti d'Italia dove ci sono i terrazzamenti, che vanno dalla Liguria a Pantelleria alla Valle del Brenta. Ognuno aveva delle tematiche da affrontare per poi concludersi con una riunione plenaria a Venezia alla fine di questo congresso. È nata una scuola, tramite l'alleanza è nata la prima scuola nazionale per la costruzione del muro a secco, che sta prendendo forma, cioè i primi corsi cominciano ad apparire, naturalmente c'è il percorso di dietro, c'era da costruire una metodologia, da costruire un sistema di istruzione, da avere degli insegnanti che possano essere riconosciuti, ma essere riconosciuti da nulla è difficile. Allora nell'alleanza ci aiutano altri paesi europei che hanno invece un riconoscimento già più avanzato in questa cosa. Ma dimmi Marco, chi te lo fa fare? Cioè, perché tu la tua vita ce l'hai durante la settimana, il tuo lavoro, eccetera, sabato e domenica, metterti la maglietta, pantaloncini, scazzarti per andare in mezzo ai rovi. Personalmente è uno scacciapensieri. Quindi esco da questa cosa, vivo i miei terrazzamenti in solitudine e provo a vedere se da questa cosa riesco a far uscire qualcosa. La soddisfazione di pulire una cosa abbandonata da anni e anni, renderla libera e poter ricominciare a considerare le specie vegetali che ci sono, come farle crescere in maniera che non vadano in competizione, cercando delle soluzioni per portare a casa un affare così di insalata, non è necessario fare una, ma la soddisfazione di averlo fatto, di averlo fatto da soli, di aver costruito questo. Poi anche la soddisfazione di trovare delle altre persone con le quali dire recuperiamo un'area perché è messa male, fare delle giornate insieme e vedere che il paesaggio cambia volto, riaffiora dalla storia. Ci si sente più comunità attraverso questi progetti. Qualcosa che dà serenità e dà il senso di esserti reso utile a non far abbandonare tutto. Cioè il credere in questo vuol dire anche credere nel fatto che il paese ha un futuro. Che il paese deve crescere. Io penso che un paese non si abbandona perché c'è l'attrazione della città,
paese si abbandona perché non ci sono i mezzi per poterci vivere. Se creiamo un'attrattiva di questo posto, qui non ci abiteremo solo noi, ma verranno degli altri a stare qui perché si sta meglio che in un altro posto. Non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, però già il credere in quello che abbiamo intorno è il fatto che fa crescere di tanto così quella che può essere una prospettiva futura. Tu hai parlato di giovani attraverso l'Istituto Parolini, eccetera, ma nella vostra associazione so che ci sono un sacco di giovani che insomma sono entusiasti di questo progetto. Sì, diciamo che i lavori più grossi, i lavori maggiori si fanno quando ci sono i giovani che entrano in questa cosa e che riescono a comprendere da subito qual è l'importanza di questa cosa. Varie associazioni, vari gruppi anche nel Bassanese che hanno operato per fare delle cose che sono state soprattutto legate alla comunicazione, a far conoscere l'importanza della tutela del suolo, la necessità di smettere di consumare suolo in una regione come il Veneto, che è bastonata da questo, dove anche diciamo, i propositi amministrativi sono quelli, facciamo la legge sul consumo di suolo, poi c'è il trabocchetto, c'è il cambio, c'è qualcosa, non servono a nulla, non aiutano a nulla. Invece il riuscire a coinvolgere le persone giovani che riescono ad apprezzare quello che può arrivare da 20 cm di humus, da 20 cm di terra, è la cosa che può far capire se una grande opera serve o meno, se è necessario fare un quartiere nuovo o recuperare uno vecchio. Da lì poi si incastrano tutte, diventa una filosofia di vita, quindi una persona giovane che collabora a queste cose è la persona che ha anche la forza di coinvolgere gli amici, di coinvolgere le cose, e quindi è necessaria la scuola, è necessaria l'istruzione, è necessario reinserire la cultura della terra dentro la scuola. La scuola perde pezzi, perde materia, perde cervelli anche, perché è sempre tutto più inscatolato, sempre così, non ha ampi respiri, non riesce ad affacciarsi all'esterno, vive in maniera isolata e sterile. Da lì poi si possono vedere gli esperimenti che ci sono negli scambi fra lavoro e scuola, in quello che si crea così, dove i risultati per me adesso sono ancora scarsi. Ma vero è che chi vive dentro una scuola a 4 anni persegue l'obiettivo di arrivare alla fine della scuola. Oggi idealmente non ha sviluppato niente dentro la testa, è arrivato per avere un pezzo di carta che poi sventolerà per la strada, perché eppure hanno tanto da dare, probabilmente anche queste esperienze hanno tanto sono da dare, nuovi. ma hanno tanto da dare se riescono a essere coinvolti e stimolati da subito, e se trovano anche un luogo d'ascolto, perché probabilmente questo è uno scambio poi, no? Esatto, anche sì, rispetto a queste certamente. Poi Noi diamo e diamo. diamo. Sì. Noi veniamo su magari nella mia generazione degli anni 70-80 aveva un tipo di creatività un attimo diversa, no? Poi si è visto oscurarsi un pochettino le generazioni un po' nel tempo così. Sinceramente penso che negli ultimi 10 anni c'è una risposta giovane, ci sono tanti ragazzi che si sono occupati di cose, tentando di capirle e di recuperarle con mille difficoltà, e se l'ha fatto per sua forza personale, o perché nella propria famiglia già c'erano dei valori, avevano già ricevuto delle indicazioni su come muoversi e da che parte cominciare a orientarsi. Manca sicuramente la scuola adesso, manca la società, mancano dei pilastri che sono spariti, che vanno dall'educazione civica all'educazione ambientale, la ricerca della conoscenza dell'area dove si vive. Sì, è giusto girare il mondo, ma è giusto però conoscere almeno i 5 km che ha intorno.
conoscerli vivendoli, sapendo che cosa c'è dentro, quali sono i problemi e perché ci sono. Da lì forse si ragiona un attimo in maniera diversa.